Del terzo premio TICHE, appunto, e quest'anno abbiamo voluto scegliere questa location che purtroppo è un po' piccolina per quanti siamo, perché siamo molte persone, purtroppo non abbiamo disponibilità di sedie, però c'è un significato anche in questo. C'è un significato perché il premio nasce nel quartiere TICHE, ma negli anni si è andato a espandere sempre di più, è diventato un appuntamento particolarmente ambizioso che vede protagonisti tutti i quartieri della nostra città. Abbiamo voluto essere presenti qui nel quartiere di Ortigia proprio nell'ottica di un allargamento verso tutta la città, cercando di abbracciare a 360 gradi tutti e 9 i quartieri. Ci siamo riusciti, questo è un motivo di grande soddisfazione, ancora una volta anche quest'anno è meraviglioso. Vedete qui in fondo a questa sala abbiamo tutti gli elaborati degli studenti degli istituti comprensivi, ai quali io farei un grande applauso. Un applauso perché in questo premio sono protagonisti ancora una volta i bambini, i ragazzi, gli studenti, cioè coloro i quali sono nei luoghi del sapere della nostra città. Sono protagonisti anche il mondo dell'associazionismo, con gli elaborati di fotografie meravigliosi che sono presenti lì, ma saranno presenti nel nostro sito internet e nei vari punti, insomma, di informazione. E quindi, dicevo, un motivo di orgoglio proprio perché hanno partecipato le associazioni, gli istituti comprensivi, ma anche tantissimo volontariato attivo, partecipe, che in questa città è veramente fondamentale, direi è il fulcro della nostra Siracusa. Ringraziamo, chiaramente sta per arrivare l'assessore alla cultura Alessio Lo Giudice, che praticamente ha sposato in pieno questo progetto. Vedete, questa struttura negli anni precedenti era chiusa, sia piano terra che primo piano, ritorna ad essere aperta addirittura questa sera con 2 eventi, uno a piano terra e uno a primo piano. Io farei veramente un grande applauso ad Alessio, che è un giovane in gamba, arriverà a minuti, competente, preparato. Finalmente avere persone che sono dirigenti di rubriche assessoriali che si aprono alla città, che hanno voglia di impegnarsi e di spendersi. Questo è sicuramente molto bello. Quindi un patrocinio del comune, che ringrazio il comune di Siracusa, il sindaco Giancarlo Carozzo per la loro disponibilità, per il patrocinio che è stato dato a questo progetto, a questa manifestazione, così come un po' più tardino arriverà anche un'altra persona importante che ha creduto sin dai primi giorni a questo premio culturale importante e ha supportato per come poteva l'associazione e tutto il gruppo associativo che ha collaborato a questo evento. Ancora una volta, il terzo anno. Mi riferisco all'onorevole Bruno Marziano, che anche lui quest'anno ha voluto dedicare attenzione a questa istanza. Una partecipazione a 360 gradi, come vedete, e come obiettivo principale, dicevo, anche giovani talenti. In questo premio sono premiate personalità che si sono distinte in città per l'impegno, la loro cultura, la loro preparazione, ma anche giovani talenti che spesso nella nostra città sono messi un po' ai margini e che noi nella nostra piccola dimensione stiamo cercando di voler valorizzare. Grazie dottor Pilitelli, fra l'altro tanti sono gli amici del premio, vorrei citarli sperando di non dimenticare nessuno. Li salutiamo e li ringraziamo, i vari partner e sponsor, l'Accademia Levanda di Siracusa diretta dal maestro Enzo Vittorino, l'associazione Donna Creativa di Siracusa, la società cooperativa Tourist Fort, l'associazione Noi Cuori e Colori, la pasticceria Brancato, l'istituto professionale alberghiero di Stato, tutti gli studenti, il professor Gaetano Bongiovanni e le cantine Col Agra. Volevo anche aggiungere che ringrazio le persone che vedete qui presenti. Innanzitutto la figura del comandante Ernesto Cataldi per la sua disponibilità, ringrazio veramente perché non è la prima volta che la Capitaneria di Porto si impegna e si spende in prima linea per le iniziative culturali della nostra città. Quest'anno addirittura l'iniziativa nostra, poi lo vedrete, ha anche
anche abbraccia la tematica sulle politiche portuali, marinare, e quindi quale migliore obiettivo cercare di creare una sinergia tra la cultura della nostra città e l'aspetto anche che riguarda questo straordinario porto, che è una risorsa meravigliosa, naturale. Al nostro interno abbiamo soci che sono protagonisti di questo aspetto, mi riferisco al presidente dell'Associazione Turiste Forte, Danilo Forte, che devo ringraziare, e poi ringrazio anche la vicepresidente dell'associazione Mariangela Pirruccio, il consigliere della circoscrizione Tiche Danilo Belfiore. Quindi vedete il radicamento nel quartiere Tiche, fondamentale perché parte tutto da lì. Così come un'altra persona, diciamo, abbastanza importante per il suo impegno, giovane, vedete qui alla mia sinistra, Renato Scatà, che è il direttore artistico del Cineteatro Aurora, giovane di gamba, vedrete poi di cosa ci parlerà, e poi anche la collaborazione, inviterei a venire gentilmente, di Carlotta Zanti, consigliere della circoscrizione Ortigia, che ringrazio per la sua disponibilità e la sua presenza.